Buon pomeriggio Chetti, buon pomeriggio Lino. Buon pomeriggio. Oggi parliamo con le autorità di gestione del POR FSE e del POR FESR di qual è l'importanza di partecipare al percorso di scoperta imprenditoriale che ci condurrà a definire la nuova strategia di specializzazione della Regione Friuli Venezia Giulia. Il percorso di scoperta imprenditoriale coinvolge tutti gli attori del nostro territorio, la società civile, le imprese, la ricerca, le istituzioni, per definire le priorità di ricerca e di sviluppo che ci guideranno nei prossimi anni. Quindi abbiamo necessità di ascoltare i fabbisogni, veramente raccoglierli in dei gruppi di lavoro che stanno operativamente ragionando sulle tematiche della ricerca del futuro. Faccio un esempio, ci sono gruppi di lavoro su fabbrica intelligente, sulla salute, sull'agri-food, sul mare, quindi tutte tematiche su cui la nostra regione ha già investito molto nella ricerca e adesso vuole aggiornare le traiettorie di sviluppo. Con Chetti Segatti e con Lino Vasinis cerchiamo di capire però qual è l'impatto poi concreto di queste scelte, a cui invitiamo appunto a partecipare attraverso il percorso che si apre mercoledì prossimo su due importanti fondi. Lo chiedo prima di tutto a Chetti Segatti anche in qualità di struttura co-coordinatrice della strategia di specializzazione stessa insieme alla direzione attività produttive. Grazie Lidia, hai sintetizzato perfettamente il concetto di processo di scoperta imprenditoriale, per cui non ci torno sopra. Io voglio parlare brevemente del Fondo Sociale Europeo, che è uno dei due fondi strutturali che viene gestito dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Apparentemente il Fondo Sociale Europeo ha poco a che fare con la strategia di specializzazione intelligente che si concentra su ricerca, sviluppo e innovazione, ma in realtà è molto pertinente. Il Fondo Sociale Europeo infatti si occupa di formazione e di politiche del lavoro, quindi di supporto alla creazione di posti di lavoro che siano coerenti rispetto ai fabbisogni espressi dal tessuto produttivo. Una volta che avremo definito il processo di scoperta imprenditoriale, le aree di specializzazione, sapremo quindi quali sono gli ambiti e i settori sui quali la Regione sta puntando e quindi potremo curvare gli interventi formativi rispetto a questi settori. Una formazione che passa dalla formazione tecnica superiore all'alta formazione, ma soprattutto alla formazione permanente, quindi la formazione degli adulti e alla formazione continua, cioè delle persone occupate. È fondamentale quindi creare questa sinergia fra fondi, tutti che convergeranno nella direzione di queste traiettorie di sviluppo, e Lino Vasinis come autorità di gestione del PorFES credo che ci possa dare qualche dato su quello che è l'impatto delle scelte della strategia di specializzazione intelligente sull'utilizzo dei fondi FESR. Esattamente, voglio ricordare che appunto anche l'attuale programmazione ha in vigore una S3 che adesso è in fase di revisione e vorrei dare qualche dato appunto per far vedere quanto è stata importante per il programma in corso la S3 attuale. Complessivamente su 282 milioni di contributi che il programma ha assegnato in questo settennio, 114 milioni, che sono circa il 40%, poco più del 40%, sono condizionati in qualche modo dall'S3. Tutto l'asse 1, quindi la parte ricerca e innovazione, gli 81 milioni di contributi concessi, obbligatoriamente devono seguire la S3 che abbiamo in vigore. E anche l'asse 2, quello dedicato alla competitività delle imprese, ha una buona quota di risorse, 33 milioni su 108, condizionata dall'S3. Che dire, questi 114 milioni poi hanno prodotto dei risultati anche concreti, che sono questi. Al di là dei 1500 progetti finanziati, abbiamo 285 milioni di investimenti attivati e quindi un effetto leva pari al doppio, più del doppio. Sono stati creati, grazie a questi finanziamenti, 1400 nuovi occupati, 123 nuove imprese, 59 brevetti e sono state sostenute le attività di 45 ricercatori. Quindi direi che questi dati, più che ogni altra parola, possono esprimere l'importanza dell'S3 sia nell'attuale sia nella prossima programmazione. Grazie Lino. Quindi come diceva bene Chetti Segatti, questa strategia ci consente di curvare le azioni poi di questi due importanti programmi nella direzione che si delineerà anche a partire dal lavoro di questi gruppi di lavoro. Quindi l'invito è a partecipare all'evento di apertura dell'aggiornamento della strategia di specializzazione intelligente mercoledì 21
dalle 15 alle 18, potendosi iscrivere sia dal sito della Regione Friuli Venezia Giulia sia dal sito dell'Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa. Quindi grazie e arrivederci in quella occasione. Grazie, ciao. Arrivederci.